Eccoci in compagnia con il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, a TV7 Comuni. Abbiamo capito, insomma, Cadoneghe è in un momento molto importante, molta attenzione viene posta agli spazi verdi, all'illuminazione, a favorire l'imprenditoria. È un momento, come dire, di grande attenzione al cittadino. Ma c'è un altro fronte sul quale si sta lavorando ed è quello della viabilità, che, come giustamente lei anticipava, è uno dei problemi più grossi che ha il Comune, trovandosi a ridosso di Padova e costituendo una strada d'accesso. C'è un progetto complessivo in realtà che riguarda tutta la viabilità nell'area nord di Padova, partendo dall'assurdo che bisogna in qualche modo superare il fiume Brenta e del quale lei si sta occupando anche come consigliere provinciale alla viabilità. Vediamo il contributo e poi ne parliamo assieme. Quanto ancora Limena dovrà aspettare il nuovo ponte sul Brenta? Una domanda a cui al momento non c'è risposta, ma la provincia di Padova sta finalmente focalizzandosi su una soluzione globale. Più volte ci siamo occupati del Ponte della Libertà, l'unico stretto collegamento fra i comuni di Vigo d'Arzere e Limena. Costruito nel 1956, è ormai chiaramente inadeguato alle esigenze della mobilità. Nell'ultimo anno, tuttavia, si è concretizzato un progetto generale che nelle proiezioni dovrebbe finalmente risolvere i problemi di questa parte di Alta Padovana. Il primo passaggio è già in cantiere ed è il nuovo ponte ferroviario della Castagnara, con la trasformazione dell'esistente in una passerella ciclopedonale entro i prossimi 2 anni. In secondo luogo si avvierà il raddoppio del ponte stradale, sempre alla Castagnara, per creare un'arteria collegata alle tangenziali di Padova capace di convogliare anche 550.000 veicoli al giorno. Il finanziamento richiesto alla Regione è di circa 80 milioni di euro. Il terzo step riguarderà proprio la realizzazione di un nuovo ponte sul Brenta fra Limena e Vigo d'Arzere. In questo caso sono state individuate 4 possibili soluzioni rispetto alla sua collocazione. In questo quadro, il vecchio ponte della Libertà sarebbe ridimensionato per il transito delle sole automobili, di pedoni e ciclisti. Sullo sfondo, la provincia sta confrontandosi con i singoli comuni per la realizzazione di un nuovo sistema di attraversamento veloce dell'Interland. Insomma, abbiamo capito, tutti i comuni sono interconnessi. Non so se il servizio ha sintetizzato bene la situazione, però insomma c'è un po' di caos nella viabilità appena fuori il capoluogo. E vi state interrogando su come risolverla? Intanto vi faccio i complimenti perché il servizio è perfetto nei numeri, nei tempi e nei modi, quindi complimenti. Sì, allora stiamo analizzando sia come sindaco che anche come delegato alla viabilità provinciale. Vi dico che la viabilità provinciale conta 1600 km di strade e 600 ponti, quindi vi dico insomma è una vastità. Quest'anno abbiamo in bilancio 16 milioni di euro investiti in viabilità ed è uno degli investimenti più importanti, forse mai la provincia aveva visto così tanti soldi nelle strade e nei ponti rispetto al passato. Per quanto riguarda invece, andando verticali sul tema, noi abbiamo Cadoneghe che soffre un traffico veicolare di passaggio che arriva da nord, si contano nella SR 307, quindi la statale del Santo cosiddetta, 55.000 veicoli che poi transitano sopra la Castagnara. Questo influenza la viabilità tra Padova, Vigo d'Arzere, Cadoneghe e poi si ripercuote anche sulla vicina Limena. Non solo, ma questo crea un imbuto tale che rende anche difficoltoso pensare a un trasporto pubblico locale, fosse anche gli autobus o anche pensare a un mezzo vicino al tram attuale, poterlo portare a nord. È praticamente impossibile. Quindi il ragionamento che sta facendo la provincia è creare innanzitutto dei sedimi alternativi delle strade per scaricare la Castagnara, quindi ridurre almeno del 50% il traffico veicolare e farlo transitare sui nuovi sedimi che andremo a costruire, sia tra Vigo d'Arzere e Padova, ma anche tra Vigo d'Arzere e Limena, perché tutto il sistema funziona solo se lo chiudiamo questo anello. Infatti l'abbiamo visto, insomma è tutto interconnesso. È tutto interconnesso, funziona se tutto si muove in maniera, non dico simultanea, ma in una visione unica. E poi abbiamo la direttrice nord-sud interna al comune di Cadoneghe, che è la via Augusto
Augusta, che lì il Comune ha già investito 3,2 milioni di euro, il cantiere parte qui in autunno, dove noi andremo ad allargare il sedime proprio della via Augusta e creeremo anche lì una pista ciclabile, quindi diamo attenzione alla mobilità dolce, mettiamo in sicurezza le famiglie, i bambini, i ragazzi che vanno a scuola o vanno nelle vicine fermate e rendiamo anche sicure le strade. Questo primo punto. L'altro tema è appunto affrontare, e come avete detto già voi in maniera molto corretta, con la Regione un finanziamento importante che tra i 60 e i 70 milioni, 80 milioni a seconda, diciamo, di quanta in profondità andremo con l'opera pubblica, che sia in grado di collegare il Verraglione, quindi l'area di Vico d'Arzere, con la zona ex Saimp di Padova, quindi dare la possibilità al traffico di non transitare più sulla statale, sulla Castagnara, ma di entrare su questo sedime e avvicinarsi alla stazione SMFR che la Regione sta incentivando molto, quindi il traffico in 4 minuti arrivi a Padova, se ti fermi a Vico d'Arzere prendi il treno e arrivi a Padova, in 4 minuti ci sei, quindi non c'è nessun mezzo in grado di competere a questa cosa. E poi andando sempre dritti in automobile ci si può collegare alla tangenziale, il primo ring, noi abbiamo il primo anello, e anche alle autostrade, alla 4. C'è un disegno complessivo. Disegno che peraltro ho partecipato ieri l'altro, insomma qualche giorno fa, con la società Autostrade A4 e stiamo lì lavorando per creare la quarta corsia dell'autostrada, quindi allargando anche il sedime autostradale di concerto con le aziende, i comuni rivieraschi, siamo in grado veramente di delineare una nuova viabilità che terrà conto e sta tenendo conto anche del nuovo ospedale, che giustamente il Comune di Padova sta investendo molto, e noi siamo tutti contenti anche come Comune della Cintura, una grande opera pubblica che darà insomma una nuova prospettiva di futuro e di sviluppo, ma abbiamo bisogno anche di seguirlo con la viabilità. Benissimo. Senta, oltre a questi progetti che sono ovviamente di medio o lungo raggio, abbiamo nel comune di Cadoneghe degli investimenti sulla sicurezza stradale un po' più capillari. Parliamo di attraversamenti che si illuminano al passaggio delle auto o quando un pedone richiede il passaggio sulle strisce. Abbiamo visto molta attenzione a questo aspetto da parte della sua amministrazione. Può spiegare ai cittadini quali sono le novità principali? Guardate, quello che lei sta dicendo è molto importante, perché la sicurezza si declina in tanti modi, non c'è solo la sicurezza dell'ordine pubblico, c'è anche la sicurezza stradale, c'è la sicurezza idraulica, ci sono tanti tipi di sicurezza. La sicurezza si fa illuminando le strade, illuminando gli incroci, dove c'è buio bisogna portare luce. In questi giorni stiamo investendo 72.000 euro per illuminare la rotonda di entrata a Cadoneghe Storica, dove passa sopra la 308, perché è un problema, è un rischio, ma illuminare anche le strade. Abbiamo messo all'ingresso della Castagnara delle luci a terra che indichino con l'occhio anche il sedime della strada. Dove abbiamo le rotonde, dove abbiamo gli incroci, abbiamo utilizzato delle luci a LED e si ricaricano con il sole di giorno e di notte rilasciano la luce, quindi a costo zero. E questo è stato apprezzatissimo dalla gente, perché anche di notte, ma d'inverno, quando fa freddo e buio, quando c'è la nebbia, questo permette una visibilità grandiosa anche di passaggi pedonali. Abbiamo illuminato vicino alle scuole, abbiamo fatto i primi esperimenti, sono riusciti molto bene, dei pali dove la persona può pigiare e si illumina e da lontano vedi il passaggio luminoso, ma stiamo anche puntando su un rallentamento della velocità. Negli ambienti urbani, nelle strade urbane, bisogna andare a 50 all'ora, perché è rischioso per sé e per gli altri, quindi anche dei gruppi di cittadini si sono riuniti e hanno fatto delle richieste per l'installazione dei limitatori di velocità, per ricordare e per far rallentare il traffico veicolare. Sicurezza stradale, ma anche idraulica. Alla Castagnara, che è uno dei luoghi più bassi rispetto a tutto il territorio di Cadoneghe, abbiamo installato ormai un anno fa una macchina che è in grado di, qualora ci fosse l'emergenza idraulica, una forte pioggia, una bomba d'acqua o delle piogge continuate nel tempo, quindi si va in sofferenza, si attiva questo grande generatore che è vicino, diciamo, proprio alla Castagnara, e spinge le acque verso il Muson, che è molto molto capiente, ed è anche dei generatori autonomi, quindi è in grado di attivarsi anche quando la luce dovesse mai mancare. Quindi, per dirvi che la sicurezza si declina in tanti modi e bisogna che noi guardiamo e diamo dei segnali importanti, anche perché
Questi segnali ingenerano un clima di fiducia nei confronti del cittadino che capisce che le istituzioni hanno ben compreso quali sono i problemi. E a proposito di sicurezza su strada, farei un cenno anche alle piste ciclabili, Sì. soprattutto per i tanti cittadini che passano da Cadoneghe a Padova, lungo ovviamente la sola strada esistente, e che insomma è un po' problematica, soprattutto per gli utenti più deboli della strada come sono i ciclisti. Non solo, ma pensiamo anche ai bambini piccolini, no? Che le prime volte che escono con i genitori vanno dietro, piano piano dove li facciamo provare? Li facciamo provare certamente nelle strade quelle vicinali dove non passano automobili di frequente, oppure nelle piste ciclabili. Abbiamo terminato anche una pista ciclabile circa 7 mesi fa ormai, che collega Cadoneghe con Campodarsego, e quindi chi arriva da Campodarsego e vuole venire a Bragni per prendere il trasporto pubblico può farlo in bicicletta in totale sicurezza senza mai uscire da una pista ciclabile. Ho presentato al quartiere Mezzavia 2 settimane fa un'altra opera pubblica da 1.650.000 euro, il cantiere partirà alla fine del prossimo inverno, dove collegheremo il raglione, quindi l'area dove stiamo facendo l'espansione Unox, è già iniziato il cantiere, e la collegheremo con Bragni, sempre dove c'è il trasporto pubblico locale. Guardate che la sicurezza si fa facendo tante piccole opere sul territorio, interessando i cittadini. Più di 80 famiglie, tutti hanno detto sì a questa opera pubblica, e allora noi adesso mettiamo in cantiere questo importante progetto. Schiesaro, insomma, le buone intenzioni, i buoni progetti ci sono, a volte magari mancano i fondi o comunque non ce ne sono mai abbastanza. Noi chiediamo sempre ai sindaci che ci raggiungono una richiesta da portare, in questo caso alla Regione, circa un progetto o magari una proposta che viene direttamente dal territorio e che si vuole in qualche modo far ascoltare. Lei che cosa chiede per Cadoneghe? Ma io potrei chiedere alla Regione, avrei una richiesta, una alla Regione e una allo Stato, se è possibile. La Regione, a me piacerebbe che creasse un fondo per i comuni da investire nell'ambiente, quindi di creazione, rigenerazione di aree agricole, per renderle sempre più belle, più fruibili, che investano sull'accrescimento della consapevolezza del cittadino, che per esempio alcune aree dei nostri parchi dove l'erba noi a Cadoneghe la lasciamo crescere consapevolmente, sono le isole della biodiversità. Se tagliare l'erba in maniera quasi all'inglese ogni 20 giorni è deleterio per l'ambiente, perché distrugge gli ecosistemi, quindi investire dei fondi per aumentare la consapevolezza, ma a me come sindaco piacerebbe avere per esempio dei fondi per poter investire solo ed esclusivamente nei parchi urbani, perché i comuni non hanno mai tante risorse come vorrebbero per poter creare i parchetti sotto casa, riforestare delle aree, magari acquisire delle aree agricole da poter riconvertire in parchi urbani. Troppo costoso. Sarebbe troppo costoso per noi, ma solo la Regione, che ha un budget sicuramente più importante, mai abbastanza, ma sarebbe davvero importante, perché nel passato si facevano tante piccole aree urbane che non si riusciva neanche a godere. Invece è importante mettere assieme il verde per creare dei central park, quindi dei parchi centrali nei nostri comuni, anche se sono della cintura urbana non importa, ma è importante. Allo Stato potrei fare una richiesta: sarebbe opportuno che anche lo 0,1%, l'1%, 0,5% dell'IVA che si riscuote nei nostri comuni dalle attività commerciali fosse rigirata ai comuni. Un comune per esempio genera 1 milione di euro di IVA al mese, 10 milioni di euro al mese, lo 0,2, 0,3%, 0,1% di questa ricchezza mensile prodotta di rigirarla alle casse comunali da spendere, diciamo, in risorse correnti o in titolo secondo, cioè per investimenti. Anziché pagare le tasse a Roma e poi attendere che ce le ridiano non si sa quando. Una via un po' più diretta. Una via più diretta. Quanto è la ricchezza prodotta dal comune? 100 lire? Bene, 1 lira rilasciatela per i comuni. Guardate che i comuni sono efficienti nell'investire le risorse sui territori. Più distante è il momento decisorio
da investire sui territori, meno efficace ed efficiente è. Dobbiamo avvicinare questo momento il più possibile ai sindaci e ai territori, perché loro conoscono realmente le esigenze dei cittadini e i problemi del territorio e possono così essere più efficaci le risposte. Benissimo, grazie Marco Schiesaro, cercheremo di fare il nostro per portare queste richieste alle orecchie che le devono ascoltare. Grazie per averci raccontato Cadoneghe e speriamo che questo possa essere stato d'aiuto ai tanti cittadini e cittadine di Cadoneghe che già si informano molto sui canali social del comune. Belmaris. Grazie Sindaco, l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre alle ore 21 su TV7 Triveneta, canale 19. Mi raccomando cittadini, non mancate perché la trasmissione la facciamo insieme a voi. Grazie di essere stati con noi a TV7 Comuni, vi ricordo che potete mandarci un messaggio al 347 247 1498 o indirizzarci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com con i vostri quesiti da porre ai sindaci del territorio. Una buona serata con i nostri programmi dal gruppo editoriale TV7.